I saldi estivi di fine stagione sono già iniziati nelle regioni vicine al Veneto. Da noi inizieranno solo il 17 di luglio. I commercianti si dicono beffati da chi decide di cercare l'occasione fuori regione. Sentiamo Lara Boccalonna. La differenza si coglie a vista d'occhio entrando in un centro commerciale e nei negozi in città a Pordenone che da oggi hanno la merce in saldo e folla di clienti a caccia di occasioni. In tanti arrivano dal vicino Veneto. Belluno. Codogné. Io porto le borse della moglie. Come mai qui in Friuli? Perché in Friuli oggi è il primo giorno di saldi e noi in Veneto cominciano un po' più tardi. Si risparmia? Beh sì, direi di sì. A Portogruaro, Veneto orientale, ad appena 15 km di distanza, in uno dei più frequentati centri commerciali, invece, è quasi il vuoto. Stessa scena nei negozi del centro città. Lo slittamento dei saldi di 2 settimane, deciso in corsa dalla nuova giunta regionale del Veneto, sembra favorire il vicino Friuli Venezia Giulia e altre regioni confinanti. I commercianti friulani confermano. Stamattina abbiamo avuto un grandissimo riscontro di clientela e speriamo proprio continui così, anzi sempre di più. Da dove arriva la clientela? Anche dal Veneto, infatti siamo molto contenti di questa cosa. E soprattutto dalla parte Conegliano, Derzo, soprattutto questa mattina. Là i saldi cominciano dopo, quindi siamo avvantaggiati per quello. Protestano i commercianti del Veneto che anche con manifesti chiedono alla clientela di aspettare, ma in vetrina già promettono sconti. Non ha senso che essere a un confine a 10 chilometri oggi sia così due realtà diverse, insomma, in un momento così difficile per tutti. Ci penalizza tantissimo, infatti ho perso vendite oggi. Penso che anche lei andrebbe in Friuli a prendere. L'Ascom parla di oltre il 70% di mancate vendite solo in questa giornata e critica la mancata condivisione del posticipo dei saldi. Bastava solo partire tutti quanti assieme e eventualmente modificare le date a gennaio, tutti assieme.